Una chiusura dell'anno scolastico certamente da ricordare quella svoltasi oggi al CPIA alla presenza delle massime autorità locali con la Biblioteca del Mondo. Ultime ore di campagna elettorale, domani e domenica al voto per europee e amministrative, carenza di scrutatori mentre fa discutere ancora l'aggressione a fine comizio a Campobello di Licata di Angelo La Greca. Allarme e preoccupazione c'è sempre stato, dice il naturalista Vanadia sul Vermocane. Sta sugli scogli e solo di notte. Scarse probabilità che i bagnanti possano trovarselo tra i piedi. Il 24 giugno la posa della prima pietra per il ripristino del versante di Contrada Ciotta a Facciomare. Castellino, sindaco di Palma, dice opera importante. Il presidente della Fed di Betta chiede alla regione di adoperarsi per ripristinare l'obbligo della pubblicità di bandi e gare sui media. Stirato il programma di alcune delle attività della biblioteca di Raffadali, concluso a Linosa il progetto Terre da Mare. E ben trovati dalla nostra redazione. Apriamo con la chiusura dell'anno scolastico, in particolare quella svoltasi oggi al CPIA di Agrigento, con un importante appuntamento culturale e formativo che ha visto la presenza delle massime autorità locali. Un'iniziativa fortemente voluta dal dirigente scolastico Santino Lopresti, la Biblioteca del Mondo. Vediamo. Siamo al CPIA di Agrigento, oggi giornata conclusiva con un progetto Biblioteca nel Mondo. Ecco, si raccolgono i frutti di un anno scolastico. Ne parliamo con il dirigente scolastico, l'ingegnere Santino Lopresti. Sì, questo è il secondo anno. Noi abbiamo deciso già l'anno scorso che le buone pratiche che vengono attuate nelle varie sedi, perché non socializzarle e non metterle a disposizione di tutti gli altri docenti di tutte le altre sedi. Noi abbiamo 18 sedi in questa provincia, abbiamo le 2 sedi carcerarie, quindi potrebbe essere un lavoro poi dispersivo. Ecco allora che lo mettiamo assieme, lo socializziamo e lo presentiamo anche alla collettività, ai ragazzi, alle autorità, perché è giusto, come dire, che la rendicontazione sociale delle risorse pubbliche avvenga. Ecco, la gente deve sapere del perché noi spendiamo e come spendiamo questi soldi. Il leitmotiv è la biblioteca nel mondo, cioè noi abbiamo realizzato una biblioteca dei 5 continenti e quindi staremo, come dire, metteremo i libri che riguardano i 5 continenti. Questo vuol dire che chiunque cittadino del mondo può venire qui a trovare un libro classico del suo paese, un libro contemporaneo e perché no un libro anche dei ragazzi, quindi una fiaba, un gioco. Questo è un po' questo progetto, vedrete, avremo modo, abbiamo 500 ragazzi oggi con noi, insomma una bella iniziativa, penso che sia estremamente, come dire, importante anche per loro questo momento di gloria. Vi saranno alcune performance fatte dai ragazzi, le abbiamo ridotte al minimo in modo da poter, come dire, concentrare tutto in un tempo accettabile. Momento finale di un lavoro intenso che il CPIA ha fatto verso i ragazzi immigrati che hanno frequentato la scuola. Oggi è la conclusione di questo anno scolastico. Il CPIA è una delle scuole più interessanti, più utili nel panorama moderno dell'educazione, perché in tutte le province, naturalmente quella di Agrigento in modo particolare, svolge questo ruolo che lei ha già correttamente descritto di formazione dei giovani stranieri extracomunitari. Se vogliamo una vera integrazione dobbiamo offrire e naturalmente anche pretendere la possibilità di imparare l'italiano, le leggi che regolano il nostro paese, la cultura italiana e naturalmente la cultura in genere, che è un dono più prezioso che il sistema educativo possa fare ai nostri giovani. La Biblioteca del Mondo è il lavoro conclusivo di questa attività di integrazione fatta nel nostro territorio da parte dell'Istituto CPIA diretto dall'ingegnere Lopresti. Sì, oggi è un giorno memorabile per Agrigento e faccio i complimenti all'ingegnere Lopresti per aver raggiunto questo obiettivo. Si parla naturalmente di una biblioteca dei 5 continenti, è un evento inclusivo
espressione di un'accoglienza che il nostro territorio e che Agrigento riesce a fare. Vi ricordo che il dossier nostro di Capitale della Cultura è proprio incentrato sull'accoglienza, sul dialogo e sulle varie relazioni dell'etnia del Mediterraneo. Penso che anche questo Santino Lopresti lo ha accolto, ha compiuto un'opera e riesce a compiere giornalmente un'opera grande, quella dell'accoglienza e quella dell'integrazione dei nostri ragazzi con i ragazzi che vengono da oltre il Mediterraneo, affinché possano diventare tutti insieme cittadini italiani. Sì, siamo a conclusione, però è anche un momento quasi di anticipazione di un evento che ci sarà fra poco, organizzato dal centro, che è l'inaugurazione della Biblioteca del Mondo, qualcosa che è estremamente importante perché è un segno ulteriore di integrazione, è una biblioteca dove sono rappresentati tutti e 5 i continenti, con volumi che sono dedicati a tutti i ragazzi, divisi per fasce di età e anche per argomenti. L'integrazione è sicuramente il nostro focus su cui dobbiamo arrivare nel momento in cui andiamo ad accogliere nel nostro territorio in Italia dei ragazzi che provengono da altre nazioni, perché venire in Italia vuol dire anche costruire cittadini e la costruzione dei cittadini deve avvenire attraverso la scuola. La scuola è il primo gate per entrare appieno nella nostra società. È un momento di festa, ma anche un momento in cui raccogliamo ciò che abbiamo seminato in un anno di attività. Però questo anno in particolare si arricchisce di nuove iniziative e di nuovi momenti, perché avremo innanzitutto la Biblioteca del Mondo, che è qualcosa di nuovo, di unico e di particolare, in cui abbiamo raccolto libri provenienti appunto da tutte le parti del mondo, sono rappresentate le letterature e le lingue dei 5 continenti ed è un punto di riferimento non solo per questa scuola ma per tutte le scuole del territorio di Agrigento e anche per l'utenza di Villa di Agrigento che volessero approfittare per andare un po' oltre i propri confini, quindi per conoscere letterature altre. Poi oggi ci sarà anche un momento in cui metteremo i ragazzi porteranno in scena le loro esperienze, le loro testimonianze, la nostra utenza è prevalentemente costituita da ragazzi migranti, quindi ci saranno esperienze, racconti drammatici ma anche più leggeri, avremo modo anche di cantare, di ballare insieme, ognuno porterà anche qualcosa della propria cultura. Quindi è un bel momento anche per salutare, per dare un primo saluto al nostro dirigente, l'ingegnere Santino Lopresti, che ci ha guidato per quasi 10 anni e che adesso è alla conclusione del suo percorso. Devo dire che ha seminato bene e quindi stiamo raccogliendo tutti bene, raccogliamo la sua eredità per portarla avanti. Sì, noi abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione con il preside Santino Lopresti, con il quale abbiamo già organizzato e distribuito dei giubbottini catarinfrangenti per tutte queste persone che spesso di sera camminano e non si riescono a vedere. Oggi stiamo realizzando questa cosa, ma noi abbiamo il progetto di fare dei corsi di sicurezza stradale a questi ragazzi, soprattutto sulla mobilità dolce con del monopattino, della bicicletta, perché anche loro devono conoscere quali sono le regole e le devono rispettare come noi rispettiamo le regole. E ultime ore di campagna elettorale, domani e domenica si va al voto per le amministrative e le europee. Si chiude oggi la campagna elettorale e da domani, giorno 8 e il 9 giugno si vota per le elezioni europee ed amministrative. In tutto sono 37 i comuni siciliani che rinnoveranno i loro organi elettivi, 32 per scadenza naturale del mandato elettorale e 5 attualmente amministrati da commissari straordinari. Per quanto riguarda il sistema elettorale, 29 andranno al voto con il maggioritario e 8 con il proporzionale. Gli elettori chiamati alle urne per le comunali sono circa 485.000. L'unico capoluogo di provincia interessato da questa tornata elettorale è Caltanissetta. Tra i comuni di maggiori dimensioni ci sono Gela nel Nisseno, Mazzara del Vallo nel Trapanese e, per la provincia di Palermo, Bagheria e Monreale. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8, dalle ore 14 alle 22, e di domenica 9, dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative si terrà,
Nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. In provincia di Agrigento si voterà in 6 comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata Commissariato, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta. Elezioni non solo c'è lo spettro dell'astensionismo, ma anche la carenza di scrutatori. La pioggia di rinunce sfiora il 50% a Catania e scende di poco a Palermo, ma non sono da meno i comuni più piccoli siciliani. Stiamo parlando dei no ai seggi da parte di presidenti, segretari e scrutatori per le elezioni europee. Ma perché accade questo? Perché sono pagati troppo poco e in effetti rispetto al resto d'Europa la differenza si fa sentire. Poco più di 3,50 € l'ora per stare al seggio oltre 30 ore fra sabato 8 e domenica 9 giugno. Il Ministero dell'Interno ha infatti stabilito un compenso di 138 € per i presidenti di seggio e di 110,40 per i segretari e gli scrutatori, mentre a Bruxelles si va da un massimo di 250 € di gettone di presenza per i presidenti fino a un minimo di 25 per i collaboratori degli uffici. A Palermo intanto è partita la caccia ai sostituti. L'avviso del comune invita i cittadini residenti ed elettori a Palermo interessati a sostituire eventuali scrutatori assenti ai seggi delle elezioni europee a recarsi presso i seggi per la individuazione da parte del presidente di seggio alla sostituzione. Ricordiamo che nel 2022 l'apertura di alcuni seggi tardò anche di 5 o di 6 ore perché presidenti e scrutatori avevano dato forfait all'ultimo minuto. Preoccupato, si dice il presidente dell'ANCI Sicilia, Paolo Amenta, credo sia giunto il momento di interrogarci sulle cause di queste rinunce, dice, che si moltiplicano di elezione in elezione, in una prassi oramai consolidata. Il punto è che poi ancora una volta il problema ricade sulle spalle dei sindaci chiamati a trovare una soluzione. E l'aggressione di Angelo La Greca al termine del comizio del candidato a sindaco di Campobello di Licata Terrana continua ad animare il dibattito politico. Oggi c'è una nota del segretario regionale della DC, Cirillo. L'aggressione verificatasi a Campobello di Licata al termine del comizio elettorale del candidato a sindaco Vito Terrana, nel corso del quale è stato aggredito a calci e pugni l'aspirante consigliere comunale Angelo La Greca, candidato nella lista che supporta Antonio Pitruzzella, ha dato un pessimo esempio esercitato da alcuni sull'utilizzo dei concetti di dialogo e tolleranza e sull'assenza di esercizio democratico delle opinioni, motivi che hanno stimolato varie prese di posizione al riguardo. Oggi interviene Stefano Cirillo, segretario regionale della Democrazia Cristiana, dicendo che il partito condanna fermamente ogni forma di violenza e si augura che episodi simili a quelli verificatisi ai margini del comizio di Campobello non si ripetano. Questi atti, sottolinea, non hanno alcun legame con l'evento elettorale e i 4 candidati a sindaco hanno giustamente stigmatizzato l'episodio di violenza, sottolineando che nulla ha a che fare con la loro campagna elettorale. Chi tenta di minare la libertà concessa dalla democrazia attraverso la violenza deve essere isolato ed educato al rispetto di ogni diversità. Siamo convinti, conclude, che il dialogo e l'ascolto siano alla base di una politica sana e di un confronto costruttivo a vantaggio di tutti. Parliamo adesso di sanità, perché Michele Catanzaro del Partito Democratico interviene sulle carenze di quella in particolare agrigentina e fa riferimento ad alcuni comuni montani della provincia la cui posizione di marginalità mette a dura prova il diritto alla salute dei cittadini. Vediamo. Ennesimo grido di aiuto dei siciliani nel silenzio assordante delle istituzioni regionali e nazionali. Egli il commento di Michele Catanzaro, capogruppo all'Ars del PD.
Di fronte alle legittime preoccupazioni delle comunità montane di un'area dell'entroterra agrigentino, dove la carente situazione infrastrutturale mette in pericolo il loro diritto alla salute, il comune di Cianciana, assieme ai comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, appartengono allo stesso distretto sanitario. Purtroppo, il pessimo collegamento viario con il capoluogo e con le importanti città della provincia agrigentina rendono ben complessa la gestione delle molteplici problematiche del territorio che dovrebbero essere degne di maggiore attenzione. Questi comuni, dice Catanzaro, a causa della distanza con gli importanti ospedali della provincia, si devono appoggiare ogni giorno ad un distretto sanitario che negli anni è stato sembrato. Il personale sanitario è ormai ridotto al minimo e la popolazione rimane priva dei diritti essenziali di assistenza. Gli specialisti che afferiscono al poliambulatorio o ai consultori sono sempre meno e le visite, spesso, destinate a liste di attesa interminabili, in barba agli slogan diffusi in questi giorni dal governo centrale. La gente pertanto è costretta a ricorrere agli specialisti privati, con costi ingenti e con difficoltà enormi sul piano viario a causa della carenza di mezzi pubblici e della fatiscenza delle strade. I cittadini ed i sindaci lamentano da anni questa situazione di disagio, aggiunge Catanzaro, ma il governo regionale non li ascolta e non ha mai adottato iniziative atte ad agevolare il ricorso ai servizi sanitari. Il diritto alla salute non ha appartenenza politica, non è di destra e neanche di sinistra. Non può essere solamente oggetto di discorsi da campagna elettorale come si sta facendo in queste settimane. Il diritto alla salute, conclude Catanzaro, va custodito e coltivato ogni giorno e chi governa, a Palermo ed a Roma, è responsabile del disastro che c'è oggi in Sicilia. E si fa un gran parlare in questi giorni del vermocane, noi abbiamo voluto vederci un po' più chiaro. C'è sempre stato, ma anche se pericoloso per i bagnanti, esce di notte e si può incontrare solo nelle scogliere. C'è un grande allarmismo, ma di fatto poche possibilità concrete che i bagnanti possano imbattersi nello stesso. E noi, proprio considerata l'apertura della stagione balneare, abbiamo sentito sul tema il naturalista Antonio Vanadia. Antonio Vanadia, naturalista, c'è allarme tra i bagnanti per la presenza del vermocane. Vogliamo saperne di più intanto su questo animale, sulle difficoltà che possono avere i bagnanti e sui pericoli. È stato fatto un allarmismo inutile perché questo animale, questo polichete, verme marino, vive nel Mediterraneo da sempre, è noto dal 1832, vive anche nell'Atlantico ed è un verme che ha abitudini notturne, ama stare negli ambienti di penombra, nelle fessure delle scogliere, difficilmente lo troviamo sulla sabbia a meno che non abbia qualcosa da mangiare, perché mangia veramente di tutto, è carnivoro. Mangia qualsiasi tipo di detrite, mangia i ricci di mare, mangia i pesci, divora i pesci, ecco, fa molto danno che sono intrappolati nelle reti. Pensate che durante la notte svuota letteralmente il pesce intrappolato fra le maglie della rete, lo svuota della carne, dell'interiora, lasciando solo la pelle e lo scheletro. Ma il problema grosso è rappresentato dalle setole di questo polichete, setole che secernano una neurotossina molto potente. A contatto con la pelle umana ci sono problemi anche di un certo livello perché si gonfia l'arto se viene presa la mano, l'intero arto, l'intero braccio o la gamba, e questo avviene subito dopo il contatto. Gradatamente c'è dolore che si diffonde, eritema, certe volte anche nausea e vertigini in alcuni casi. Ci sono persone che hanno particolari problemi dal punto di vista dell'anafilattico e hanno anche questo tipo di problemi. Però, ripeto, è un animale, non è una specie alloctona, aliena, c'è sempre stata nel Mediterraneo, per cui è stato fatto un falso allarme, prima dipingendo come
un animale alieno, una specie aliena non appartenente al nostro mare, e secondo, dando queste notizie così allarmistiche e allarmanti, che sono assolutamente non hanno fondamento, nella misura in cui un bagnante molto difficilmente può avere un contatto con un animale del genere, che è un animale notturno e dedito soprattutto a stare nelle scogliere. Si può trovare nell'acqua più bassa, nell'acqua più alta, insomma, dove comunque bisogna prestare attenzione? Può stare anche in pochi centimetri d'acqua fino a decine di metri di profondità, ma il suo ambiente elettivo è la scogliera. Per cui un bagnante che va in spiaggia è difficile che lo possa trovare su un fondo sabbioso, perché sta sempre soprattutto legato agli ambienti di scogliere. I carabinieri del NAS, insieme ai colleghi del Comando Provinciale di Agrigento, hanno sequestrato in un caseificio tra Camerata e Santo Stefano di Quisquina oltre 5.000 prodotti non tracciati correttamente, quasi tutti formaggi. Al termine dell'accertamento, i carabinieri hanno rilevato la non tracciabilità degli stessi e al titolare del caseificio, un 65enne agrigentino, hanno elevato una sanzione amministrativa di 1.500 euro. E il giudice Fulvia Veneziano ha condannato a 6 mesi di reclusione per aver insultato e minacciato un carabiniere AL, 43 anni. L'uomo si sarebbe reso responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e avrebbe anche distrutto un computer della caserma di Favara. E sulla home page del sito www.provincia.agrigento.it è disponibile l'elenco dei candidati che hanno superato gli esami per l'abilitazione alla professione di autotrasportatore nazionale e internazionale di merci per conto terzi, organizzato dal settore politiche attive del lavoro, dell'istruzione, solidarietà sociale e trasporti dell'ex provincia. Le prove scritte di questa prima sessione, riservata ai candidati con cognome compreso tra le lettere A ed L, sono state esaminate e valutate dalla commissione e 11 candidati sono risultati idonei e 5 quelli che non hanno superato il test. E il 24 giugno sarà dato il via al cantiere con la posa della prima pietra che servirà a mettere in sicurezza e ripristinare il versante in frana di Contrada Ciotta, Facciomare a Palma di Montechiaro. La soddisfazione del sindaco Castellino, che dice è un'opera importante. È soddisfatto il sindaco di Palma di Montechiaro Castellino perché lo scorso 5 giugno è stata firmata la consegna ufficiale dei lavori e il 24 giugno sarà dato il via al cantiere, con la posa della prima pietra, per la messa in sicurezza e il ripristino del versante in frana di Contrada Ciotta Facciomare. Questo progetto è di fondamentale importanza per la nostra città, in quanto permetterà di collegare le nostre splendide località balneari, Ciotta, Facciomare e Marina di Palma, dice il sindaco Stefano Castellino, un'arteria vitale che stimolerà lo sviluppo turistico e contribuirà a risollevare una parte della nostra comunità che ha sofferto per la mancanza di collegamenti stradali adeguati, con conseguenze negative sul valore degli immobili e sulle attività commerciali. Grazie a questo intervento, conclude, aumenterà la visibilità dei nostri litorali e si apriranno nuove opportunità per il fiorire di attività economiche. Esprimo un sentito ringraziamento al Governo nazionale, afferma il primo cittadino, ed al Dipartimento regionale della Protezione Civile per aver permesso, in sinergia con il nostro ente, il finanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione di questo importante progetto. Grazie come sempre a tutta la squadra, conclude il sindaco. Forte presa di posizione degli editori digitali. La Regione, chiedono, assuma impegno a ripristinare l'obbligo della pubblicità di bandi e gare sui media tradizionali e innovativi. Forte presa di posizione della Federazione Editori Digitali. La Regione assuma l'impegno di ripristinare l'obbligo della pubblicità di bandi e gare sui media tradizionali ed innovativi.
È un impegno che chiediamo affinché venga garantita la trasparenza e la corretta informazione ai cittadini. La Regione Siciliana ha l'opportunità di essere l'amministrazione all'avanguardia su questo tema. Dopo la mancata proroga a livello nazionale, lo sostiene Sebastiano Di Betta, presidente della Federazione Editori Digitali, a nome della federazione. Di Betta nei giorni scorsi ha incontrato, per dialogare proprio su questo tema, Alessandro Aricò, assessore regionale alle infrastrutture della regione siciliana. Attualmente la regola prevede che la pubblicità legale dei bandi e delle gare sia delegata esclusivamente alla banca dati dell'ANAC. Non mettiamo in discussione l'autorevolezza dell'ANAC, commenta Di Betta, ma è abbastanza evidente che non è quello il mestiere dell'autority, che già si sobbarca gigantesche responsabilità in materia di trasparenza e lotta alla corruzione. È abbastanza evidente che l'assenza di informazione, o la sua ridotta diffusione, non è un buon viatico per garantire la trasparenza sugli appalti, riducendo nei fatti anche la possibilità di imprese e cittadini di conoscere come funziona l'amministrazione. Emergono gravi particolari relativamente allo stupro consumatosi al Foro Italico di Palermo ai danni della giovane, verso la quale adesso sarebbe stato riconosciuto l'accanimento degli aguzzini. Le modalità dell'asservimento della giovane sono nettamente connotate da speciale efferatezza e denotano un assoluto difetto del più elementare senso di umanità, e sono state inflitte alla ragazza sofferenze indicative di allarmante, non comune brutalità. E questo in estrema sintesi il giudizio del GUP del Tribunale dei Minori Maria Pino sul giovane, all'epoca dei fatti minorenne, accusato di aver stuprato a turno con altri 6 una 19enne in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo il 7 luglio 2023. Il giudice, che all'imputato lo scorso 5 marzo ha inflitto con l'abbreviato 8 anni e 8 mesi di reclusione, ritiene totalmente attendibile e credibile la vittima, mentre mette in evidenza come il giovane si è mostrato indifferente rispetto al dramma della ragazza e non abbia neppure avviato il processo di rivisitazione critica della propria condotta. Nel provvedimento vengono ripercorse tutte le risultanze investigative raccolte dai carabinieri, ma anche riportati i messaggi con i quali il ragazzo, la notte stessa dello stupro, parlando con un amico, raccontava quanto appena fatto in 7, rimarcando che era stato troppo divertente e che il branco aveva letteralmente ammazzato la ragazza. Un compiacimento che viene stigmatizzato dal giudice e che aveva fatto ritornare in carcere il minore al quale in prima battuta il GIP aveva concesso la comunità. Le dichiarazioni della giovane non evidenziano divergenze di entità o rilevanza tali da pregiudicare la credibilità del suo racconto, scrive ancora il giudice, e aggiunge che la narrazione rappresenta vissuti autentici, altresì tragicamente congrui rispetto alle azioni delittuose riferite, e dà contezza dell'entità della sofferenza e della umiliazione patita dalla vittima. Inoltre, per il giudice il quadro probatorio è composito, coerente, solido, mentre di immediata evidenza la fragilità della prospettazione difensiva. Non solo, è documentato il forte schiaffo inferto dal giovane al seno sinistro della vittima ed il grido di dolore emesso dalla stessa. In uno dei video girati quella stessa sera da Angelo Flores, l'unico che la giovane conosceva e con il quale aveva già avuto rapporti sessuali consenzienti, l'imputato ha cercato di sminuire anche messaggi inviati quella notte, definendoli frutto di millanteria, mentre per il giudice evidenziano un compiacimento per l'azione delittuosa appena commessa. Inoltre l'imputato, secondo il giudice, ha rappresentato unicamente esigenze di tutela di sé e dei suoi familiari e l'esigenza di un cambiamento che valga a preservarlo dalla negativa influenza dei pari, poiché ad essi ha ascritto la responsabilità del suo coinvolgimento. Infine, in termini di certezza, dice ancora il GUP, può affermarsi che nel cantiere abbandonato del Foro Italico il gruppo composto dall'imputato e da 6 correi maggiorenni
ha costretto la giovane a molteplici rapporti sessuali consumati contemporaneamente, consecutivamente, pur a fronte dell'espresso dissenso della ragazza e dello stato di prostrazione della stessa, a tutti evidente anche in ragione dei reiterati suoi mancamenti e delle conseguenti cadute a terra, e che le modalità dell'asservimento conseguito in pregiudizio della giovane sono nettamente connotate da speciale efferatezza e denotano un assoluto difetto del più elementare senso di umanità. Per gli altri sei imputati un'udienza del processo è fissata per lunedì 10 giugno. La seconda sezione del tribunale è chiamata a decidere sulla loro nuova richiesta di fare l'abbreviato condizionato già formulata davanti al GUP, che non aveva accolto 2 delle 3 condizioni, portando così gli avvocati ad optare per il rinvio a giudizio. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra pochissimo. E sempre a Palermo è stato incastrato il branco autore del brutale pestaggio consumato in via Cavour circa 2 mesi fa. 5 misure cautelari della Polizia di Stato. La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare domiciliari con braccialetto elettronico e un provvedimento di collocamento in comunità nei confronti di 3 indagati, 2 maggiorenni e un minorenne. Il provvedimento, eseguito dalla locale squadra mobile, sezione contrasto al crimine diffuso Falchi, scaturisce dalle attività di indagine avviate a seguito di una violenta aggressione maturata a causa di un diverbio di natura stradale avvenuta lo scorso 7 aprile in via Cavour a Palermo. In quella circostanza, con improvvisa e cruenta brutalità, uno degli aggressori ha colpito una delle 2 parti offese con una testata al viso e successivamente, dopo che la vittima è caduta al suolo, gli altri indagati l'hanno aggredita con calci e pugni in più parti del corpo. La vittima del pestaggio ha subito delle lesioni giudicate guaribili in 50 giorni, riportando un politrauma facciale con fratture e diplopia all'occhio destro, trattato con un intervento chirurgico di riduzione e sintesi delle ossa coinvolte, cagionandogli pertanto l'indebolimento permanente di un organo. Le progressioni investigative avviate nell'immediatezza attraverso l'ausilio delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza siti nei luoghi dell'aggressione hanno consentito di identificare i componenti del gruppo criminale, nonché di acquisire concreti elementi di colpevolezza a loro carico, corroborate dalle individuazioni fotografiche eseguite dalle persone offese, che sono risultate in perfetta corrispondenza anche con quanto riscontrato dagli accertamenti compiuti sui profili social degli appartenenti al gruppo. È sempre in piena attività la Biblioteca Comunale di Raffadali, retta da Enzo Alessi. C'è un nutrito programma che lo stesso ha diramato relativamente ai prossimi appuntamenti. Continuano gli appuntamenti con l'autore presso la Biblioteca Comunale di Raffadali. Il 15 giugno sarà ospite il dirigente scolastico Vito Lo Scrudato di Palermo. Il 29 giugno sarà la volta di Tiziana Crisafulli, operatrice culturale di Agrigento. Nel mese di luglio ci saranno 3 importanti appuntamenti. Il primo con il regista Michele Guardì, poi il 19 luglio la giornata dedicata alla legalità e contro la mafia in ricordo di Paolo Borsellino e la sua scorta. Il 28 luglio ci sarà il premio nazionale Alessio Di Giovanni, giunto alla sua 27ª edizione. Nel mese di agosto, nell'ambito dell'estate raffadalese, ci sarà poi la biblioteca in piazza con 4 incontri. Di tutto questo dà comunicazione il presidente della Biblioteca Comunale di Raffadali, Enzo Alessi. Al via la 12ª edizione di Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Come ormai da molti anni, la manifestazione si tiene al centro fieristico Le Ciminiere di Catania e andrà avanti fino a domenica 9 giugno. Il manifesto di quest'anno, dedicato allo scrittore siciliano Luigi Pirandello, è stato disegnato dall'autore fumettista Zero Calcare, che per 2 giorni sarà presente al festival nello stand della sua casa
casa editrice. Per tutte e 4 le giornate del festival sono decine gli incontri dedicati a fumetti, film, libri, serie TV e vari tipi di giochi. Tante le persone ospiti, da Mirka Andolfo, dal regista Alfredo Lopiero e gli attori Tuccio e Claudio Musumeci con il film Un viaggio per incontrare Mimì, girato a 50 anni da Mimì metallurgico, diretto da Lina Wertmüller. Presente anche l'attore regista di film pornografici Rocco Siffredi, che ha incontrato il pubblico per parlare di Super Sex, la serie TV trasmessa da Netflix e ispirata alla storia e la carriera di Siffredi. Presente anche la regista di Super Sexy Francesca Mazzoleni, originaria di Catania. Super Sex nasce quasi da un fumetto, perché io quando sono arrivato nel porno nell'85, fine 85, Nicola Norati, che era il proprietario, mi disse: Rocco, se arrivavi un po' prima ammazzavamo Pontello e tu prendevi la sua parte. E lui, Pontello, si incazzava e diceva: ma che, lui non è bello come me. È vero che lui era bellissimo, Gabriel, però sono arrivato un po' tardi. La storia di fare Super Sex mi era sempre rimasta nel cuore, poi alla fine l'hanno fatta per il cinema, devo dire, quale miglior ending, bellissimo. I fumetti erotici per me tutta la vita, ho sognato da bambino con l'Eros di quelle immagini, veramente li conoscevo tutti, però poi passavo anche tanto tempo a collezionare proprio Tex, Zagor, Comandante Marce. Tutti questi fumetti facevano parte di quello che era la mia infanzia un po', chiamiamola, non bellissima, e quindi mi rifugiavo molto in questi personaggi. Abbiamo lavorato un anno per questa nuova edizione di Etna Comics. Noi siamo il Festival della cultura pop, di conseguenza dobbiamo sempre essere innovativi e quest'anno le novità sono tantissime, a cominciare da questa nuova disposizione degli spazi. L'apertura di nuovi spazi che è proprio Etna Comics Plaza in piazza Giovanni XXIII in collaborazione con Ferrovie Circumetnea ci ha permesso di realizzare uno spazio gratuito, quindi offrire un po' di un assaggio di Etna Comics a tutti quelli che sono un po' così sospettosi, ancora magari non ci conoscono, hanno quel timore di entrare in questo grande circo che è Etna Comics. Quindi siamo felici, che, insomma, speriamo che la gente piaccia, ma io vedo tanti sorrisi, quindi penso di sì. Ed è stato un successo l'evento conclusivo del progetto Terre da Amare, svoltosi a Linosa, promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Pelagos e finanziato dall'Assessorato regionale della Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali. Il progetto, di durata annuale, ha visto coinvolti giovani volontari dai 14 ai 45 anni impegnati nelle azioni progettuali consistenti in creazioni di elementi di arredo urbano paesaggistico attraverso materiali naturali e di riciclo, creazione di un orto sociale, creazione di uno storytelling fotografico, di promozione della tutela paesaggistica della natura e di valorizzazione della produzione agricola locale. E in chiusura una triste notizia: si è spento poco dopo la mezzanotte di oggi, all'età di 79 anni, presso la residenza riabilitativa per la terza età Doimos, Gaspare Bruccoleri, conosciuto e apprezzato amministratore comunale di Agrigento, che ha ricoperto diverse cariche. I funerali avranno luogo presso la chiesa Madonna della Provvidenza alle ore 15:30 di domani. Alla famiglia giunga il cordoglio della nostra redazione, a cui si associa tutto lo staff di Doimos che lo ha assistito ed apprezzato durante l'ultimo percorso della sua vita, serbandone un carissimo ricordo. E termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino sul 93 e poi ancora sul 268 delle Smart TV in tutta Italia e sul sito www.televideo.agrigento.tv per in tutto il mondo o dovunque voi vi troviate. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.